Terza corsa dall'Arcoveggio, prova per cavalli di 2 anni, vincitori da 1.500 a 8.000 euro in carriera, sono in 10 al via. All'1 Ibra SM Manuel Pistone, 2 Impetuoso Trio Giuseppe De Filippis, 3 Isigni Dance Simone Mollo, 4 Johan Jet Antonio Di Nardo, 5 Itaca DVS Lorenzo Baldi, 6 Ice Girls Life Roberto D'Alessandro, 7 Sharmrock Shoe Vincenzo Luongo, 8 Indaco Dipa Sandro Miraglia, 9 Isonzo Mail Andrea Farolfi, 10 Ice Fior e Enrico Bellei. Favorito Isigni Dance, quota di 1,90 in chiusura sul campo, la macchina che inizia a prendere velocità. Partiti. Sbaglia Impetuoso Trio, sbaglia solo Impetuoso Trio, al comando prova ad andare dal largo Ice Girls Life che prende la testa nei confronti in seconda posizione di Johan Jet, poi veloce anche Itaca DVS che è terza in corda avanti a Isigni Dance, quindi dalla seconda fila Ice Fior che precede Shamrock Shoe che è allo scoperto al momento anche se in coda, e tende a muovere al largo anche Ice Fior che anticipa le mosse di Shamrock Shoe. Alla retroguardia rimane Isonzo Mail. 400 iniziali in 31,5 per Ice Girls Life, per Johan Jet che è passato nei confronti di Ice Girls Life, poi in terza posizione Itaca DVS e al largo si muove Isigni Dance che precede Ice Fior. 48,2 per i primi 600 metri di corsa, Isigni Dance che inizia la sua risalita, cerca di arrivare sui primi, Johan Jet sempre al comando, in seconda posizione Ice Girls Life, in terza in risalita Isigni Dance che precede Ice Fior, quindi Shamrock Shoe, poi Zonzo Mail, questo il treno esterno, mentre in corda Ice Girls Life precede sempre Itaca DVS, poi Ibra SM e Indaco Dipa. Si va verso il primo chilometro con l'attacco ora di Isigni Dance a Johan Jet, 1,19,7 in 1000 metri di gara. Isigni Dance che va all'attacco di Johan Jet che prova a replicare alla puntata dell'avversario. Poi in corda Ice Girls Life con accanto Ice Fior, quindi Shamrock Shoe a 400 dal palo. Johan Jet prosegue in vantaggio, frazioni in 14,5 per la retta opposta alle tribune. Isigni Dance che ha esaurito il parziale, Johan Jet che prova la fuga, poi Ice Fior, quindi Shamrock Shoe, la retta d'arrivo per Johan Jet che è in vantaggio nei confronti di Isigni Dance e Ice Fior. Johan Jet allunga, Johan Jet nel finale viene a vincere chiaramente nei confronti di Ice Fior. Al terzo posto Isigni Dance probabilmente contiene Shamrock Shoe. 1,16,9 ragguaglio cronometrico, cost to cost di Johan Jet, Antonio Di Nardo per il training di Lorenzo Baldi e colori della signora Samantha Vitale. Vittoria del figlio di Twister B e Orsa Jet che prende la testa su Ice Girls Life e poi si rende intangibile, vince a 20 contro 1 Johan Jet, Ice Fior fa il secondo, terzo Isigni Dance.